Noi perdiamo bene. Della sera. Ma lei deve andare lì. Non c'è un pozzo, c'è una scienziata che invece non te lo Madonna, è buono. Ma sono le bambine piccole, da lì sotto. Venite qui, Sara. Dov'è Emma? È lì Emma. Emma! Andrea.
Iniziamo con una preghiera alla nostra patrona Santa Barbara, poi benediciamo la corona. O nostra patrona Santa Barbara, Vergine e Martire, vieni vicino a noi nella quotidiana lotta contro le tenebre dell'ignoranza e dell'egoismo che tentano di offuscare e cancellare la bellezza della vita e del creato. Il tuo nome ci aiuti a scegliere ciò che è virtù e luce, vincendo così le barbarie del peccato, cioè di quanto offende Dio e l'uomo. Fortificati dal tuo esempio, vogliamo impegnarci a vivere il battesimo e la cresima, meditando costantemente il Vangelo, partecipando alla Santa Messa festiva, perdonando ogni offesa. Sostieni la generosità dei nostri ragazzi e dei nostri giovani e fa che fiorisca ancora in loro il desiderio di consacrarsi totalmente al servizio del regno di Dio e dei fratelli, con l'amore e il coraggio dei profeti e dei martiri. Intercedi per le nostre famiglie e in particolare per ogni padre chiamato ad essere con la sua sposa il primo testimone della fede cristiana per i propri figli. Con te, nostra patrona, affidiamo questa preghiera alle mani della Vergine Maria, perché porti dinanzi alla Trinità Divina, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La corona che deponiamo in questo ingresso alla miniera è segno di memoria per coloro che hanno perso la vita nell'attività lavorativa, ma è anche segno di fiducia e di speranza per tutti noi qui riuniti, piccoli e grandi, affinché si ritrovi e si realizzi la ripresa dell'attività lavorativa, ovunque sia, per il giusto sostegno a tutte le famiglie e per il benessere della nostra società. Perciò preghiamo il nostro Padre misericordioso affinché presto si apra anche questa porta santa. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per tua donna è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli, nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione, costruiscano per le generazioni presenti e quelle future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare questa nostra terra. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Redentore. Amen. Cristo nostro Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, ci renda partecipi dell'eredità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente discenda su di voi e con voi rimanga per sempre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, concludiamo qui, ricordando tutti i nostri cari defunti e per intercessione di Santa Barbara invochiamo il Signore perché davvero continui a guidarci in questa nostra vita, un cammino sempre più svelto fino ad abbracciare Lui in questo nuovo e santo Natale. Ed ora ci rechiamo tutti insieme nel salone dell'oratorio, un momento di convivialità e così.
concludiamo questa mattina. Grazie a tutti, un applauso per i nostri cari defunti martiri. E un ringraziamento anche a coloro che hanno realizzato questo bellissimo poster, questa immagine di Baquapis. Ecco. Io direi anche al coordinamento di tutte le associazioni che si trovano nella sede là delle scuole elementari. Perché? Perché hanno desiderio di lavorare, di impegnarsi, però hanno bisogno anche di tutti noi, delle forze nostre, e adesso li vogliamo incoraggiare con un bel applauso anche per loro. Grazie a tutti e adesso prendiamo il cammino di ritorno. Guarda che non ci dobbiamo fare via. Perché Maura non può. Cantiamo tutti assieme l'inno a Santa Barbara. Nella attesa radiosa dei santi, il tuo nome è pegno di gloria, che ripete l'eterna vittoria dell'amore di Cristo Gesù. Santa Barbara, martire forte, che di vergine servi il candore, nei cristiani ridesta l'amore, nella fede di Cristo Gesù. Santa Barbara, martire forte, che di vergine servi il candore, nei cristiani ridesta l'amore, nella fede di Cristo Gesù. Dei genieri d'Italia patrona, minatori artiglieri di fedi, tu nei cuori la fiaccola accendi, di costanza, di fede d'ardì. Santa Barbara, martire forte, che di vergine servi il candore, nei cristiani ridesta l'amore, nella fede di Cristo Gesù. Santa Barbara, martire forte, che di vergine servi il candore, nei cristiani ridesta l'amore, nella fede di Cristo Gesù.